8 giovani tornati dalle vacanze sono monitorati dalla task force dell'ASP di Cosenza, uno di loro è risultato positivo al tampone. Il Presidente del Consiglio riapre il dibattito sul Ponte dello Stretto, lanciata l'ipotesi di un tunnel sottomarino. Reputazione turistica sui social, in vetta il Trentino Alto Adige, dallo studio demoscopica la Calabria incassa pochi like. Ritornano a manifestare i lavoratori dell'OSAS di Castrovillari non integrati dall'azienda. L'Università della Calabria garantirà agli studenti la connessione internet da casa e aiuterà le matricole nell'acquisto del computer. L'estate di Roseto Capospulico entra nel vivo con lo spettacolo delle fontane danzanti. Buonasera dalla redazione TG10, dunque la pagina del coronavirus in apertura di questa edizione, task force dell'ASP di Cosenza che sta monitorando una comitiva di rientro da Corfù in Grecia. Un giovane è già risultato positivo al primo tampone ed è in isolamento, così come sono in isolamento anche gli altri amici, sono sottoposti ad esami, sono 7 in tutto. Intanto a Diamante il sindaco Magorno ha disposto la chiusura di un lido trasformato in discoteca al servizio. I pericoli in questo momento arrivano dall'estero. L'Italia vive una situazione di calma apparente, anche se il trend dei contagi è in aumento, ma tra i nuovi positivi spiccano i giovani di rientro alle vacanze. Anche a Cosenza c'è una situazione da monitorare con attenzione. Un ragazzo di rientro dalla Grecia, con un gruppo di amici, è stato sottoposto a tampone perché presentava sintomi compatibili con il Covid-19. Il primo esame ha dato esito positivo e la task force dell'ASP di Cosenza ha disposto l'isolamento obbligatorio per il giovane e per gli altri componenti della comitiva di vacanzieri che in 7 questa mattina hanno effettuato il tampone. Gli esiti si conosceranno nelle prossime ore e se dovessero riscontrarsi altre positività si aprirà una nuova indagine epidemiologica per ricostruire la catena dei contatti che i giovani hanno intrattenuto nelle ore successive al rientro fino all'inizio dell'isolamento. Intanto a Diamante il sindaco Ernesto Magorno ha disposto la chiusura di un lido balneare, il Sottosopra Beach, per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Il primo cittadino sulla propria pagina Facebook ha definito il lido una discoteca a cielo aperto nella quale si stavano contravvenendo le regole di distanziamento sociale. Il vice sindaco Pascale, accompagnato dagli agenti di polizia locale e da alcuni militari dell'esercito impegnati sul territorio, ha riferito il sindaco, constatata oltre alla violazione delle norme l'assenza di regolari permessi, ha provveduto a sgomberare il lido per il quale è stata disposta la chiusura. E adesso vediamo la sintesi della situazione in Calabria, oggi un +2 dopo lo 0 di ieri nel bollettino regionale. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 126.156 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.289, +2 rispetto a ieri. Quelle negative sono 124.867. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti. A Catanzaro 4 il reparto, 184 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 1 il reparto, 22 in isolamento domiciliare, 437 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria 2 in reparto, 14 in isolamento domiciliare, 268 guariti, 19 deceduti. A Crotone 2 in isolamento domiciliare, 114 guariti, 6 deceduti. A Vibo Valentia 3 in isolamento domiciliare, 82 guariti, 5 deceduti. Da altra regione sotto estero 59. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 14.804. Nel conteggio non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Torniamo adesso ad occuparci del ponte sullo Stretto di Messina che anima il dibattito politico anche ad agosto. A ripartire l'ipotesi della realizzazione della mega infrastruttura è stato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma è polemica dopo le sue parole. Si ritorna a parlare del ponte sullo Stretto proprio nel momento in cui nel clou del periodo vacanziero si registrano lunghe file agli imbarchi di Villa San Giovanni e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a rilanciare l'idea. Non è giudicata proprio come impellente, ma la costruzione dell'opera rilancerebbe certamente tutto il Sud Italia, Calabria e Sicilia in primis. Ma Conte fa perfino un'altra ipotesi, quella di un tunnel sottomarino che potrebbe unire le due coste. Sentiamo le sue parole. Ecco, sullo Stretto dobbiamo pensare, quando si realizzeranno le condizioni, a un miracolo di ingegneria. Dovrà essere una struttura ecosostenibile, leggera, dovrà essere una struttura che potrà
sostenere assolutamente compatibile con i territori, tutelare l'ambiente, se del caso anche sottomarina, perché no? Ci stiamo pensando, tutte le ipotesi sono aperte, ma lo faremo a tempo debito. Un miracolo di ingegneria dunque e anche ecosostenibile per salvaguardare un'area del Mezzogiorno che è unica nel suo genere. Già il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, ha parlato dell'opera non come di un capriccio, ma un'esigenza infrastrutturale essenziale per completare la rete che dal cuore dell'Europa deve arrivare fino a Palermo. Dal canto suo, la presidente della regione Calabria, Iole Santelli, ha parlato invece di un'opera strategica, non solo per il futuro di Calabria e Sicilia, ma per quello dell'intero paese, auspicando un incontro con il presidente siciliano per discutere fattivamente di progetti e soprattutto di tempi. E i fondi per costruirlo? Qui si apre un altro capitolo in cui anche l'Europa potrebbe e dovrebbe giocare un ruolo fondamentale. Il ponte costerebbe infatti 4 miliardi di euro. Finora, solo per gli studi fatti, sono stati spesi più di 300 milioni. Reputazione turistica sui social, uno studio redatto da Demoscopica vede in vetta il Trentino Alto Adige. La Calabria è 16ª con qualche posizione in più guadagnata rispetto agli anni scorsi, ma resta ancora tanta strada da fare. Le immagini che vediamo sui social influenzano sempre di più il turismo e la scelta per le vacanze. I like contano, lo dimostra lo studio redatto da Demoscopica sulla reputazione turistica delle regioni italiane per il 4º anno consecutivo. In vetta alla classifica resta il Trentino Alto Adige che con 1.200.000 like e followers conferma essere la regione più attiva, la più social d'Italia. Segue con circa 110 punti la Sicilia che risulta essere la destinazione turistica più cercata sul web dai consumatori, nonché meta turistica preferita dagli italiani nel 2020. Terzo posto, a sorpresa per la Toscana, seguono Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Veneto e Puglia. La Calabria, evidenzia lo studio, recupera qualche posizione, ma ancora tanta strada da fare. La Calabria guadagna ben 3 posizioni rispetto al 2019 per reputazione turistica. Annualmente il gruppo dei ricercatori Demoscopica redige appunto il Regional Tourism Reputation Index, una graduatoria, una classifica che confronta appunto le regioni italiane secondo un ventaglio, una matrice di indicatori. Un elemento importante che ha condizionato positivamente la Calabria, sicuramente una buona popolarità online e anche il fatto di essere stata scelta e indicata dai turisti tra le 5 mete preferite per queste vacanze. Un elemento positivo, sicuramente una capacità poco incisiva delle istituzioni di mettere in campo strategie di promozione sulle reti social, quindi va rivista la strategia social da parte dell'ente regione. Ma il Regional Tourism Reputation Index ha anche generato dei numeri importanti. Parliamo di circa 760.000 recensioni conteggiate su TripAdvisor, oltre 12.000 le strutture ricettive monitorate e circa 30.000 i like e i follower registrati appunto sulle pagine istituzionali social della destinazione turistica regionale. La pagina del lavoro protesta questa mattina a Castrovillari dei lavoratori dell'OSAS che non sono stati integrati dall'azienda e chiedono di poter lavorare dopo anni di sacrifici. È un mio diritto, 30 anni sono qua. Vergogna! Se tu ti ritorni, ho fatto da mangiare 30 anni. Vergogna! Il lavoro è un diritto, ma non sembra essere così per alcuni lavoratori e lavoratrici dell'azienda OSAS Campoverde SPA di Cammarata di Castrovillari, che a distanza di 1 mese e mezzo ritornano a manifestare davanti ai cancelli dell'azienda. Una storia infinita perché noi con il nostro modo di rapportarci con l'azienda avevamo proposto relazioni industriali non del vecchio Novecento, ma relazioni industriali del XXI secolo. Prendiamo atto che dopo aver sottoscritto un accordo l'azienda pensava di avere dato un contentino, di chiamare per dividere i lavoratori a gruppi per far fare qualche giornata e poi lasciarli di nuovo a casa. Alla base della protesta ancora una volta la parità di trattamento e il rispetto dell'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 21 gennaio 2020 per l'equiparazione di tutte le lavoratrici e lavoratori senza
senza distinzione di fasce, ai fini delle giornate lavorative disponibili da suddividere tra tutti i dipendenti. Tra questi 30 lavoratrici erano rimaste escluse da quella ripartizione. Noi la premessa è non ce l'abbiamo con nessuno, noi siamo contenti che alcune lavoratrici, potevano essere anche loro, hanno raggiunto un certo numero di giornate, 101, 151, 51, quelle che sono. Pensiamo adesso che sia giusto fare stoppare queste persone e mettere le altre, cioè quelle che hanno manifestato stamattina, che sono oltre 30, nelle stesse condizioni di avere almeno un minimo di giornate fino al 31/12, tale di avere un sostegno al reddito come la NASPI, come tutte le altre. A giugno la prima manifestazione da parte degli esclusi. Dopo qualche giornata lavorativa i 30 lavoratori vengono nuovamente lasciati a casa. Noi pensiamo che un'azienda come questa, pur con le difficoltà dei conferimenti da parte dei vari soci, pur con le criticità del Covid, debbano redistribuire le giornate. Quindi, fatto uguale al numero totale delle giornate, devono essere redistribuite per tutti. Quando ci si dice che ci sono dei lavoratori che avrebbero un qualche diritto in più, quelli si chiamano privilegi, si chiamano discrezionalità, si chiamano semplicemente discriminazioni fra lavoratori e lavoratori. Adesso una brutta storia che vede come protagonisti un autotrasportatore di 52 anni e una ragazzina calabrese di 13. Sentiamo. Sui social si spacciava per un ragazzo di 20 anni ed è sotto le mentite spoglie che ha contattato una ragazza di 13 anni della provincia di Catanzaro per iniziare una relazione virtuale finalizzata a un successivo incontro. Invece, i messaggi e le promesse inviate via web all'adolescente arrivavano da un 52enne residente nel nord Italia, un autotrasportatore che stava preparando il terreno per approfittare della ragazza. I carabinieri di Potricello hanno arrestato l'uomo per aver abusato della tredicenne. Il provvedimento è stato emesso dal GIP su richiesta della Procura di Catanzaro. Secondo quanto emesso dalle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Potricello con il supporto di quelli della compagnia di Stallia Marina e coordinate dal procuratore aggiunto Giancarlo Novendi e dal PM Irene Crea, il 52enne, dopo aver conosciuto e adescato la minore sulla piattaforma di un social network, avrebbe sfruttato un viaggio di lavoro in Calabria per trascorrere con lei una serata in una struttura ricettiva, all'interno della quale sarebbe avvenuto l'abuso. Per entrare in contatto con la minorenne, l'indagato aveva utilizzato un profilo con generalità diverse da quelle reali, spacciandosi appunto per un ragazzo di 20 anni. Durante l'arresto i carabinieri hanno sequestrato vari cellulari che l'indagato teneva a bordo del camion usato. A Castrovillari, verso le amministrative, è presentata la candidatura a sindaco di Vittoria Bianchi, espressione di Forza Sud, unica candidata donna nella competizione politica. Una donna, le sue idee, lo slogan di Vittoria Bianchi, candidata a sindaco per Forza Sud alle elezioni amministrative di Castrovillari. Mi sento orgogliosa di essere e stare vicino alla gente. Come donna forte, credo che la battaglia non sarà molto ardua, ma felicemente parlando, diciamo, sarà viva. Castrovillari necessita di far decollare l'economia attraverso il lavoro. Abbiamo tanti giovani disoccupati, abbiamo tanti giovani che emigrano, diciamo, non solo al nord ma anche all'estero. Poi c'è la famiglia, la difesa della famiglia, dei diversamente abili, abbiamo il sociale che è importantissimo, dobbiamo istituire e vogliamo istituire una istituzione per quanto riguarda i commercianti, gli artigiani e gli autonomi, per renderli, diciamo, partecipi alla cosa pubblica. C'è l'istruzione anch'essa importantissima. Ecco, deve essere un progetto che è realistico e realizzabile. Noi a breve metteremo un gazebo perché gli elettori devono essere parte integrante di un progetto politico, economico e sociale della città. Buona notizia per gli studenti dell'Unical, l'Ateneo garantirà la connessione internet da casa e sosterrà le matricole nell'acquisto di nuovi computer.
Connessione internet gratuita da casa a tutti gli studenti è la novità che arriva dall'Università della Calabria, che ha deciso anche di sostenere le matricole nell'acquisto di un computer. Dall'Ateneo Cosentino arrivano oggi queste due novità: un modem Wi-Fi e 60 giga al mese gratis per chi ha un ISEE entro 10.000 euro, un piccolo contributo in base al reddito per tutti gli altri. Da 10.000 a 20.000 euro di ISEE sarà richiesto un contributo di 25 euro, mentre chi ha un ISEE tra 20.000 e 30.000 euro corrisponderà a 50 euro. Agli studenti fuori corso o con ISEE superiore a 30.000 euro sarà invece richiesto un contributo di 75 euro. Il piano d'abbonamento ha la durata di 1 anno e il modem resterà agli studenti anche dopo. E poi un PC portatile subito ai nuovi iscritti, anticipando la borsa di studio. Gli studenti interessati potranno presentare richiesta online, accedendo ad una sezione dedicata del portale Unical in fase di allestimento. L'idea nasce dalla constatazione che web e PC sono ormai davvero strumenti irrinunciabili per lo studio, ma purtroppo in un territorio economicamente fragile come la Calabria non sono ancora davvero accessibili a tutti. Ma questo non deve essere un ostacolo alla formazione e realizzazione dei nostri studenti, dice il rettore Nicola Leone, che annuncia anche che da settembre i corsi ripartiranno in modalità mista, ovvero in presenza e streaming secondo le esigenze di studenti e le specificità dei dipartimenti. Il presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, sostiene la proposta del sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso, di candidare l'antica Sibaris a patrimonio UNESCO. L'antica Sibari, candidata a patrimonio dell'UNESCO, la proposta piace. Il presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, in una lettera inviata al sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso, ufficialmente aderisce alla proposta. Un sito intriso di storia e di cultura, si legge nella missiva, ma che necessita di ritornare al suo vecchio splendore, di riportare alla luce le sue bellezze, tornando ad avere la centralità che merita. Un vero e proprio tesoro dell'archeologia che si estende per decine di ettari, una delle più importanti città della Magna Grecia, risalente al 720 a.C., che rischiava di scomparire quando nel gennaio del 2013 il parco archeologico fu sommerso da una coltre di fango. Gli scavi riguardano 3 città sovrapposte, Sibaris, Turi e Copia, e oggi non possiamo correre il rischio di perdere questo inestimabile tesoro che merita di essere conosciuto in tutta Italia e non solo. Diversi reperti andarono perduti a causa dell'esondazione del fiume Crati che ricoprì i resti dell'antica polis, ma il nostro grande patrimonio artistico e archeologico, per fortuna, sottolinea il presidente Iacucci, non venne disperso e l'area archeologica è tornata ad essere accessibile ai turisti. Ora dobbiamo continuare a valorizzare, investire su quest'area e rafforzare in questo modo anche il settore turistico. È di qualche giorno fa la notizia che il MIBAC, grazie all'impegno del sottosegretario Anna Laura Orrico, che ha seguito in prima persona la vicenda, ha destinato 3 milioni di euro per rilanciare il parco archeologico di Sibari. Con questo finanziamento sarà possibile potenziare i sistemi di drenaggio del sito, tutelare e valorizzare i reperti, intervenire insomma su una serie di criticità per evitare gli errori del passato. È un'occasione che non possiamo lasciarci sfuggire. La candidatura di Sibari a patrimonio dell'UNESCO acquista ancora più importanza, scrive Iacucci nella lettera al sindaco Papasso, e deve essere accolta da tutti, dal mondo della cultura e dalle istituzioni, al di là dei colori politici. Dobbiamo dare all'antica Sibaris il riconoscimento che merita, come ha ricordato il vescovo di Cassano, Monsignor Francesco Savino. Oggi, in questa terra fertile e lussureggiante, quella che ha scomodato Pitagora, chiede di restituire i frutti di preziosi germogli fatti di storia, di studio, di impegno, di legami ancestrali con la fioritura di una ricerca continua. Lo spettacolo delle fontane danzanti ha incantato i turisti a Roseto Capospulico. Vediamo. La suggestione dell'arte e della storia, la magia della musica, dei suoni e dei colori, la scoperta di luoghi e location inconsuete. Questo e tanto altro arricchisce l'offerta turistica di Roseto Capospulico e fa da corollario allo splendido mare bandiera blu.
L'area mercato di Roseto Marina è diventata per una sera il palcoscenico di Water in Time, ovvero uno spettacolo di fontane danzanti. Ci siamo dovuti riorganizzare per quanto riguarda gli spazi legati alla questione Covid 2019, quindi questa nuova location ospiterà lo spettacolo delle fontane danzanti, che si chiama proprio Water in Time e consiste in uno spettacolo di acqua, luci, colori che saranno all'interno di questa fontana. Per oltre 40 minuti gli elementi primordiali, acqua e fuoco, si sono uniti restituendo al pubblico atmosfere fiabesche, magiche e irreali. Un mix perfetto di musica, luci e colori. L'evento, anche se gratuito, ha seguito le norme di sicurezza anti-Covid-19, richiedendo la prenotazione. Per consentire a tutti la partecipazione, lo spettacolo è stato replicato 3 volte nella stessa serata. Questo spettacolo che abbiamo voluto all'insegna dell'allegria, delle luci, dei colori, l'acqua, la musica, in realtà insomma, è il prosieguo di una serie di iniziative culturali alle quali quest'anno ci stiamo dedicando, rigorosamente seduti, rigorosamente su prenotazione. Abbiamo però cercato di non togliere completamente tutti gli spazi dedicati allo svago di chi è venuto, ci ha raggiunto, di tutti i nostri cittadini temporanei. Con Water in Time, lo spettacolo di fontane danzanti, l'amministrazione comunale apre la settimana di Ferragosto dedicata ai grandi eventi. Chiuso il sipario sulla edizione 2020 del Magna Grecia Film Festival a Catanzaro, sul red carpet, tante star del cinema. Eccoci qua, buonasera, evviva! Calato il sipario sulla 17ª edizione del Magna Grecia Film Festival. Giuria, presieduta da Michele Placido, ha assegnato i riconoscimenti. Premio come miglior sceneggiatura è andato a Dolcissima di Francesco Ghiaccio e Marco D'Amore. Attrici per Dolcissime, Giulia, Margherita e Giulia. Miglior opera prima a Tor Bella Monaca non piove mai di Marco Bocci e sul red carpet La parata di stelle. Sono dei bei film, abbiamo premiato, penso quelli che noi riteniamo che siano, come dire, quelli più che hanno detto qualcosa di nuovo. I premi che sono stati dati stasera hanno tutti una particolarità. La gente ha voglia di ripartire e sostenere in questo caso tanti talenti e anche il cinema italiano. Quando sono venuta io era un festival piccolino e adesso è un festival grandissimo, è meraviglioso, quindi molto bello. Dalla Gioia Livia Megna. La kermesse cinematografica diretta da Gianvito Casadonte, anche nell'estate del Covid, nel rispetto delle norme, ha centrato l'obiettivo far conoscere la nostra regione a quel mondo patinato che è anche economia, e cioè l'industria del cinema. E adesso le previsioni del tempo per le prossime ore. Vediamo come evolve la situazione sulla nostra regione. L'inizio di settimana sarà caratterizzato dall'espansione di un vasto anticiclone di matrice subtropicale da sud-ovest verso il Mediterraneo centrale, che favorirà una fase stabile, soleggiata e con temperature in aumento su buona parte dell'Italia. La Calabria, almeno inizialmente, resterà ai margini di questo anticiclone, continuando ad essere interessata da temporali di calore in sviluppo, in particolare sulle aree montuose della nostra regione, a causa dell'insistenza di infiltrazione di aria più fredda in quota, seppur in esaurimento, pilotata da un'area di bassa pressione presente sull'area balcanica. Domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, nel corso della giornata consueto aumento della nuvolosità nei pressi dei rilievi per lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme e possibili piogge, anche a carattere di rovescio e o temporale, in estensione nelle aree limitrofe, temperature in ulteriore lieve rialzo. Analizziamo lo stato di mari e venti. Martedì poco mosso il Mar Tirreno con venti in direzione occidentale, calmo il Mar Ionio con venti a regime di brezza. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, consultate il sito www.meteoincalabria.com o la pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.